Domenica 15 aprile la FIPAV di Padova ha organizzato le finali del campionato provinciale Under 18 femminile. Nel palasport di Villatora di Saonara, gremito dal pubblico delle grandi occasioni, la Murialdina ha sconfitto il pool volley con un perentorio 3-0, conquistando il titolo. La squadra vincente ha dimostrato di avere un organico di alto livello, anche se va detto che il pool volley è incappato in una giornata negativa. Potevamo giocare sicuramente meglio e giocarcela sicuramente fino alla fine con un po' meno errori, però comunque l'importante, siamo già regionale, quindi questo è già positivo. Tra i protagonisti del match i martelli della Murialdina. Ecco le loro dichiarazioni post gara. Quest'anno abbiamo formato una nuova squadra con parte della squadra dell'anno scorso, che è nata in nazionale Under 16, e abbiamo avuto delle difficoltà inizialmente a trovare la giusta sintonia, la giusta armonia, però grazie anche al campionato di Serie C notevolmente ci siamo amalgamate, in questo modo siamo riusciti a formare un gruppo compatto, decisamente omogeneo e pronto anche con la volontà insieme di combattere per la vittoria. E inizialmente quindi abbiamo fatto difficoltà, però devo dire che dopo, soprattutto anche la seconda parte del campionato, siamo andate decisamente bene, collezionando una serie di vittorie che ci hanno poi portato a questa della vittoria provinciale. Abbiamo cercato di arrivare prime per avere una graduatoria più facile poi in regionale, quindi saremo contro Jesolo mi pare e un'altra squadra di Verona, la terza di Verona. Tutto questo per non scontrarci contro la prima di Vicenza, che è un avversario tosto, il Bassano. E quindi speriamo di fare il meglio, di arrivare come l'anno scorso in finale regionale, quello è l'obiettivo sicuramente. Visibilmente contento dell'ottimo risultato il loro allenatore. Naturalmente non possiamo che essere contenti del risultato della finale, vinta secondo me nettamente. Io voglio ringraziare qua in maniera tutto il lavoro che le ragazze stanno facendo, che hanno fatto. Non dimentichiamoci che tra impegni scolastici, sportivi eccetera sicuramente c'è un sacrificio da parte loro. Questo possiamo dire che è stato il pagamento di tanti sacrifici di questa stagione. Non ci fermiamo adesso, vincendo il titolo provinciale abbiamo conquistato il diritto di partecipare come prima classificata alla fase regionale. Questo ci dà un piccolo vantaggio che cercheremo di sfruttare il più possibile. Partita dopo partita non ci diamo più obiettivi, nel senso che proviamo ad arrivare più avanti possibile. Poco prima, presso la palestra comunale di Ponte San Nicolò, era andata in scena la finale per il terzo e quarto posto. L'Alta Volley si è imposta per 3-1 sul Thermal Volley grazie a una battuta molto efficace. Nulla ha potuto la squadra ponense a causa di un'eccessiva rendevolezza, perdendo così la possibilità di accedere alla fase regionale. È comunque un quarto posto e il fattore mentale ha influenzato molto sul fatto tecnico, però è comunque un buon traguardo, anche perché siamo una squadra divisa, 2 fanno Serie D, una fa Serie C e tutto il resto fa prima divisione. E perciò va bene così, anche la società alla fine ci ha rincuorato, perciò va bene, ecco. Molto teso l'allenatore dell'Alta Volley, temendo cali di concentrazione delle sue atlete, ma a parte il terzo set, la squadra biancorossa non ha mai mollato. È una bellissima soddisfazione. Questa cosa è nata dalla collaborazione fra l'Alta Volley e Fratte e era importantissimo che le ragazze riuscissero a raggiungere un obiettivo. Sono state brave, ci hanno tenuto, l'hanno dimostrato. Stasera prima parlavo col direttore tecnico del Fratte che ha detto si vedeva da come battevano quanto ci tenevano a vincere, insomma. È stato importante, è un terzo posto che ci vale l'accesso alla fase regionale, che è una cosa, un bel obiettivo, insomma. L'andamento della partita è stato molto favorevole a noi nei primi 2 set. Nel terzo set la squadra si è un po' adagiata e quindi è stato necessario spronarla un pochino su certe cose che loro sanno che devono fare bene e che invece erano un po' lasciate un po' da parte. Poi nel quarto set la situazione è tornata a nostro favore, la battuta ha cominciato a funzionare di nuovo e siamo andati tranquilli. Il responsabile della FIPAV di Padova ha fatto il punto della situazione sul torneo appena concluso. Anche quest'anno abbiamo finito il campionato provinciale Under 18 femminile. È stata una bella gara tra 2 squadre ben preparate, una che è riuscita a esprimersi
a livelli ottimali, l'altra forse un po' più tesa. La partita è finita con un punteggio abbastanza netto a favore della Murialdina. Per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il comitato provinciale, direi che ci ha fatto molto piacere avere presente il delegato della Fidia Farmaceutici, che, come sapete, è lo sponsor di tutti i campionati provinciali per la stagione 2011 e 2012. L'intervento è stato fatto dal signor Stefano Pedrotta a nome del presidente della Fidia, e il quale mi ha anche coadiuvato molto attivamente nella premiazione delle squadre. Abbiamo visto giocare atlete dal sicuro avvenire agonistico e questo fa ben sperare per il futuro del volley padovano.